Piccole e grandi città venete, da capoluoghi come Treviso e Vicenza, a località affascinanti quale Cortina d'Ampezzo, a borghi come Porto Bufalà e Maser, fino alla città murata di Montagnana. Più di 10 appuntamenti per la Young Opera 2020, il laboratorio lirico del Veneto con al centro i giovani artisti e le preziose collaborazioni con Russia e Cina. I concerti della rinascita si sono svolti in piazze, ville e parchi, occupando luoghi della bellezza, come nell'idea iniziale del tenore Christian Ricci, che ha curato una rassegna composta da 2 mesi di concerti. L'idea parte dalla volontà di portare una testimonianza nelle piazze di tutto il Veneto della musica, la musica come mezzo per rinascere, per scuotere le nostre coscienze e per rivivere un momento nuovo di grande festa per l'umanità dopo un periodo tremendo, quello della pandemia del Covid-19. Una pandemia che ha segnato l'anno in corso. Nel concerto di Montagnana è stato assegnato il premio Una vita per l'Opera 2020 a un medico conosciuto come il pioniere italiano della terapia con plasma iperimmune, Giuseppe De Donno. Di fondamenti scientifici in questo momento ce ne sono pochi, perché questo è un virus che conosciamo poco e tutte le armi che noi abbiamo utilizzato fino ad ora si sono dimostrate essere non efficaci. Parlo in particolare degli antiretrovirali, degli antivirali, dell'idrossiclorochina, dei farmaci per l'artrite. L'unico che a tutt'oggi ha una certa validità e che gli studi appunto stanno dimostrando di avere una certa validità è il plasma. Ci sono già le prime evidenze dell'uso del plasma in età pediatrica. Oggi è uscito un lavoro, in questi giorni in realtà è uscito un lavoro indiano su 400 pazienti che dimostra che il plasma con bassa concentrazione di anticorpi, cioè con una diluizione di 1,20, 1,40, non è efficace e questo dà ragione al nostro lavoro, cioè il plasma iperimmune è efficace, il plasma non iperimmune non è efficace.